però noi vogliamo raccogliere dei fondi per consegnarli ai sindaci di Aleghe e Falcade per comprare alberi. Infatti l'abbiamo chiamato questo evento Piantiamo gli alberi, e quindi vogliamo essere concreti, perché il mondo dello sport per la solidarietà è sempre in prima fila. Il mondo dello sport veneto si stringe alle popolazioni colpite dal disastro creato dal maltempo di fine ottobre. Il CONI Veneto ha aperto una sottoscrizione tra le federazioni e le associazioni sportive per raccogliere fondi da destinare alla riforestazione delle Dolomiti. I fondi raccolti saranno poi consegnati ai sindaci di Aleghe e Falcade in occasione del primo trofeo delle Dolomiti che si terrà in quelle zone dal 14 al 16 dicembre prossimi. Le Dolomiti che faranno da sfondo ai campionati mondiali di sci e che potrebbero essere la cornice delle Olimpiadi. E le Olimpiadi ce le meritiamo, siamo solo con un'altra, Stoccolma, che è rimasta ancora in corsa, e quindi abbiamo molte probabilità.